La crisi economica fa precipitare il mercato immobiliare. Mentre gli immobili offerti in vendita sono aumentati del 6,8%, il numero delle transazioni ha segnato una diminuzione pari al 7%. Anche nel Vicentino il mercato delle locazioni registra per contro un incremento del 3%, responsabile soprattutto la stretta del credito applicata dalle banche, che frena i mutui e quindi gli acquisti. Abbiamo delle diminuzioni delle compravendite nel 2011 che hanno registrato un meno 4% più, insomma, ecco. E ci sono comunque delle differenziazioni tra città e città, addirittura se prendiamo Treviso addirittura è la città che soffre di meno in questo momento, soffre di più, scusate, in questo momento. Se non si contraggono più mutui e si compra sempre meno, aumentano di conseguenza le locazioni, ma gli affitti registrano una leggera flessione. Principalmente oggi il problema è l'accesso al credito. Questo è uno dei problemi maggiori, ecco, che stiamo registrando, e è chiaro che poi c'è anche un problema psicologico. Speriamo in una ripresa per la fine del 2012, conclude Marangoni. Le banche, dopo la recente immissione di denaro fresco, dovrebbero ricominciare a derogare mutui a chi ne ha bisogno, lavoratori e giovani coppie. Certo non incoraggia a prendersi impegni la precarietà del lavoro, manca la fiducia nel futuro.